Amici di Roblox, benvenuti al Palacosmos con Udino Baggio, dove sta per andare in scena la 23esima giornata del campionato di C1 Regione Veneto. Cosmos ancora in zona bollente, cerca punti fondamentali per la salvezza. Ospita oggi il Miane, quinto in classifica. Fami, il tocco di Fami arretrato per Baron, che poi vuole l'1-2 con Boateng. Si torna ancora da Fami, Gatto scende e ci mette pieno. Ai Cic, c'è Fami sulla destra, il Cic può accentrarsi, sceglie invece di andare sul destro. Palla al centro, tutto solo! Aurelio Grisciai sblocca l'incontro al Palacosmos, è avanti il Miane. Disattenzione della difesa del Cosmos. Fami, Ogda apre dove c'è Baron, poi taglia tutto il campo Ogda. Allora Baron con il doppio passo, Baron passa così al centro di fronte a me sfingato, palla che resta viva. Berto, Jean-Pierre Moore a destra dove c'è Fami, scappa Boateng, Fami il palleggio, servito Boateng! Ma che gol! L'assist strepitoso di Fami, il destro volante di Kingsford Boateng che si traveste da acrobata, la infila nel secondo palo, un gol davvero da incorniciare, da rivedere attraverso un highlights di Roblox, da rivedere 1 milione di volte in loop all'infinito. Fami, c'è dentro solo Boateng, fuori c'è Berto, cercato il numero 10, ancora Boateng, 2 volte Gatto che si allaccia con Shabani, Shabani cerca di andare via, poi Ogda da terra con un tacco, fa tunnel a Shabani, quindi poi Baron per Ogda e alla fine Gatto, la testa di Fami. C'è Serban fuori, Ogda adesso corre incontro al numero 20, la palla per Ogda, palo, poi Baron, Murador sterza, poi Fami lo trattiene ma non c'è fallo, quindi Fami va via, Fami di fronte a Gatto, lo supera Fami! Il vantaggio del Cosmos, la firma di Fami con la collaborazione anche da parte della terna arbitrale che qui non ha visto probabilmente la trattenuta. Ogda la vuole Serban, servito, scappano Barone e Fami, Serban trova Fami a sinistra, quindi adesso per il tap-in di Ogda, altro Shabani cerca di girarsi, poi cade a terra, non c'è fallo, allora è Cic, come fa a passare questo pallone? Attenzione perché adesso da solo Murador, Shabani, Murador, c'è Cic al centro, Murador sterza, perde il possesso, quindi Boateng, tutti si aspettavano il passaggio per Ogda, Boateng da lì non ci pensa 2 volte, fulmina così Gatto. Scappa Fami, Shabani poi interviene, quindi riconsegna palla ai suoi, rotta, palo esterno. Fami ancora, Ogda, poi il filtrante da solo Baron contro Gatto che è fuori, Baron l'appoggia a Fami, una finta, li mette a sedere Fami. A lungo a cercare Fami, il controllo del numero 9, arriva a supporto Ogda, Fami va da solo, ma è sfingato, gran parata. Conclusione, murato da Dagas rotta, quindi ora Aurelio Grisciai sulla destra, arriva Milovanovic cerca il secondo palo, poi ruletta tentata ma perde palla, quindi ai Cic per il destro di Geno, ai Cic al centro la vuole Geno, pressato da 2, il raddoppio, Geno comunque riesce a far filtrare questo pallone sulla sinistra, messo poi di conseguenza in mezzo per il tap-in vincente di Shabani. Rivellin, lancio lungo, l'anticipo, gran lettura di Geno, allora Shabani poi perde leggermente il tempo, riesce comunque ad andare alla conclusione, Serban di nuovo addosso a Shabani, palla che resta lì, il destro, la punta, la zampata del numero 7 Geno. Entrambe le squadre possono segnare da un momento all'altro, mentre Fami appunto se ne va via, Boateng per un soffio, capitano Serban di prima intenzione a cercare il petto, trovato di Boateng che prolunga Berto, palla al centro per Boateng, la zampata di Boateng passa sotto le gambe di Sfingato che non riesce ad evitare che la palla oltrepassi la linea di porta e allora nuovo vantaggio Cosmos. Milovanovic, Geno cerca dall'altra parte Grisciai, trova il petto di Baron che accelera, Baron! Porta sguarnita, il destro di Baron, si chiude il Cosmos e poi trova il gol che vale 5-3, non mancano le emozioni per mister Matteo Trentin alla sua prima casalinga. Ai Cic, cercato ancora Geno, Baron da terra, Bortolini ci arriva e compie un salvataggio clamoroso. Serban, Baron, pressione alta del Miane, poi uscire il Cosmos che manovra, Fami, libero Baron all'altezza del secondo palo. Il gol del 6-3, ancora una volta Baron, questa volta una manovra corale gestita benissimo da parte del Cosmos 9, il possesso. Grisciai dietro da Cic, c'è sempre Geno al centro, Cic va di nuovo però da Grisciai che poi con una serie di finte evita
l'intervento di Serban e va sotto le gambe di Trivellin. Aicik nel rombo di maglia gialla. Geno cerca Murador dall'altra parte. Allora Fami interviene, sempre Geno. Poi Ogda a lanciare in volata Fami. 2 contro Milovanovic che non è nemmeno un portiere. E finisce così l'azione del Cosmos 9 con il gol che vale 7-4. Aicik ne ha 2 su di lui, cerca un varco. Grishai ancora per il sinistro di Aicik. Deviato Murador. Passa vicino. Aicik. Geno cerca il compagno, quindi allora Serban vuole il gol allo scadere, ma basta così. Nella prima casalinga il nuovo tecnico della formazione di casa Matteo Trentin trova la vittoria contro il Miane con una prestazione in cui ha messo grinta, intensità e una discreta qualità del gioco. Finisce 7-4 per i padroni di casa.